Veramente troppo intima. No, vabbè, per carità, no, poi voglio dire anche il contesto ci sarà che siamo in piazza, così sembra una cosa diciamo quasi per opposti. E adesso che brano invece ascoltiamo in questa versione così particolarmente acustica? Allora adesso cambiamo e facciamo canzone che funziona, sperando funzioni meglio. Vediamo. Funzionerà, funzionerà. Vediamo. No, no, no. Ah, mi prendi il campo? Sì. Questa la scrivo per voi, rampanti musicisti di questa Torino un po' underground, per darvi due consigli aver successo. Vi basta di giocare con le mode in questa bella città piena di gente d'opportunità. Dovete scegliere per chi suonare, se ambite al pubblico arrabbiato di protesta un po' affamato, oppure a chi vuole cantare i tormentoni. E pensa anche a dove ti esibirai, centri sociali o circoli o locali a San Salvario, e scegli in quali lingua canterai. Shalala you make me feel, from your heart you smile to me, meglio in inglese che non si capisce un cazzo. Pensa anche a cosa può funzionare, una spolveratina di indie rock o cassa tutta uguale che questa a Torino vuol ballare. Dopo il terzo cocktail parte il coro ed io che scrivo quel che vivo e mentre canto non sorrido. Preferisco la sincerità e dalla vostra compiacenza preferisco l'indecenza di chi suona solo quello che gli va. Bravo, questa era la canzone perfetta se non sbaglio, no? Era una sorta di manuale di istruzione per scrivere delle canzoni giù, no? Non era... Per sopravvivere. Per sopravvivere, per sopravvivere. Che io ho sentito una versione diciamo arrangiata diversamente, che qui diciamo viene fuori in tutta la sua chiarezza per certi versi. Oh, vedo che c'è un'altra chitarra acustica, quindi comincio ad alzarla anche, perché a questo punto è un... Di che brano si tratta, Silvia, tu che sei diciamo libera dall'impellenza di cambiarti le chitarre? Questo brano si chiama Libera Uscita. Ah, vedi che c'era un libero. Vabbè, è un po' più rilassato. Diciamo. È un po' più rilassato le persone. La libera uscita di solito è rilassata. Del primo e all'allegria del secondo. Un po' più rilassato. Del resto adesso vi state anche rilassando qui diciamo all'interno del salotto e allora... Siamo celebri per essere brillanti. Brillanti, esatto. Vabbè, quello Ci piace parlare al microfono. Ma quello ci sono io, era così per... E anche perché da casa, capito, con lo streaming devo cercare di dare qualche indirizzo. È giusto, ma bene, impareremo. Qual è il titolo di questa? Scusami. Libera Uscita. Ah, Libera Uscita, l'avevi già detto, sì. Scusatemi, prendo un secondo perché va bene essere liberi, ma l'accordatura di prima era troppo libera, ma la chitarra così quando c'è il cambio di stagione patisce.
Umido, caldo, freddo. Le mezze stagioni, forse la chitarra farebbero bene. Farebbero bene, sì. È stata un'annata tremenda anche per le chitarre. Ne approfitto per dire che non abbiamo una pagina Facebook, però vabbè, ricordo che ci chiamiamo Malagria, però stiamo registrando un disco con Gigi Giancursi, ex Perturbazione, e quindi insomma a breve, quando avremo il disco, avremo anche una pagina Facebook e saremo finalmente sui social come tutti. Beh, allora in bocca al lupo per la registrazione. Salutiamo anche Gigi che ci è venuto a trovare più di una volta. Ah, ok. E quindi... Sei? Sguardi enormi ed occhi giovani, io vedo te, circondato da farfalle gialle. Non so che dire alla gente quando mi chiede cosa ho in mente, perché non ci sono più in prima linea a far mattina. Rotolano giorni e nascono nuovi suoni nel letto con te, e crollano rimorsi passati sovrapposti a parlare con te. Qualcosa in meno, di altri occhi ho fatto il pieno, l'ho sputato il veleno. E allora devo ringraziarti per questi giorni ripensarti, la mia libera uscita, la mia libera uscita.